Cari telespettatori, entriamo adesso in un'altra realtà, in un altro mondo, affrontiamo altre questioni e tematiche con le nostre esperte, le nostre ospiti. A questo punto ve le presento subito, così già potete intuire e capire di che cosa andremo a parlare. Abbiamo il piacere di riavere con noi in studio la principessa Isabella Collalto De Croix, Presidente Associazione delle Ville Venete, grazie di essere qui con noi, e la dottoressa Pamela Bettiol, consulente per il turismo e il marketing. Salve, buonasera. Iper specializzata nel settore delle Ville Venete, ha fatto tante collaborazioni anche con il FAI peraltro, e quindi ha una competenza, è già stata anche nostra ospite. Sì. Con questo andremo a parlare, con l'occasione che c'è stata un fine settimana, un paio di giornate dedicate proprio alla riscoperta del nostro territorio, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia. Noi ci concentriamo adesso nel Veneto, del nostro territorio, delle ville, delle bellezze straordinarie che sono ville e castelli, che hanno una storia, che hanno una vita. Noi andremo a raccontarvi il dietro le quinte, quindi cosa vuol dire questo patrimonio, cosa significa anche organizzare queste iniziative di grande apertura, perché hanno avuto un successo veramente straordinario, quindi vuol dire che le persone apprezzano queste iniziative, ma vuol dire anche che c'è bisogno di aprire le porte di questi luoghi incantati che ci riallacciano ad epoche passate, ma possono anche essere estremamente contemporanei, con tutti gli oneri che questo comporta, perché poi vedremo anche cosa vuol dire gestire direttamente un patrimonio come questo. E per incominciare do la parola a lei, Presidente, perché tra l'altro lei è proprietaria con la sua famiglia di un castello, sostanzialmente una tenuta nella zona di Treviso. Il castello di San Salvatore in provincia di Treviso, a Susegana, ed effettivamente al castello di San Salvatore è legata anche un'azienda agricola, la cantina Conte Collalto. E quello che è interessante è che si ripropone esattamente quella che era l'origine delle Ville Venete. Le Ville Venete sono nate come centri aziendali delle famiglie veneziane che avevano dei possedimenti in terraferma, e dunque le Ville Venete sono nate proprio come centri aziendali in cui c'era un'attività che naturalmente era prima di tutto quella agricola, ma successivamente è diventata anche un'attività di rappresentanza, un legame con il territorio particolarmente forte, per cui effettivamente il castello di San Salvatore corrisponde ancora a questo modello. Ecco, è diciamo anche una strategia per garantire la sopravvivenza di questi beni. Io glielo chiedo perché ho conosciuto l'opportunità di conoscere, poi anche la mia famiglia stessa aveva questi straordinari beni, però ho dovuto negli anni passati rinunciare, perché mantenerli poi con la mentalità che c'era anche una volta era estremamente difficile, oneroso, e appunto ho avuto modo di conoscere degli proprietari anziani che non ce la fanno proprio. Quindi la strategia è più nell'ambito dei giovani, di inventarsi e reinventarsi un'attività di impresa, come era poi l'origine stessa della villa, perché la villa non era sterile fine a se stessa, vado nella casa al mare anziché la casa in campagna, no, era qualcosa, come dice lei, che era viva. Quindi può essere anche un qualcosa per mantenerla in vita. Senz'altro, abbiamo organizzato queste 2 giornate dedicate proprio alle Ville Venete lo scorso fine settimana, in cui abbiamo cercato di far capire al pubblico quante esperienze si possono vivere in una villa. Esperienze cosa vuol dire? Sono delle attività che una villa può offrire al pubblico, e ne abbiamo viste di ogni tipo, ma la cosa estremamente interessante è che proprio partendo da quelle che sono le attività stabili, per così dire, di una villa, che sono sostanzialmente le visite guidate, oppure le attività agricole, oppure le visite ad esempio di scolaresche o altre attività che comunque valorizzino una villa, queste attività vengono a creare non solo un beneficio economico per chi gestisce queste ville, ma vengono a creare anche tutto un indotto che poi si traduce in un circuito virtuoso sia economico che naturalmente culturale. Dunque questo è un aspetto molto importante e fondamentale, che queste strutture possano continuare a vivere e che ci siano dunque delle occasioni come quelle che vengono offerte proprio dalla villa stessa, che consentono di far conoscere, di amare la villa, ma anche di, nella misura del possibile, di creare un indotto. Però organizzare giornate come quella che si sono svolte il weekend del 22 e del 23 ottobre, se non erro, è impegnativo.
Dovrebbero essercene tante, da modo da consentire a tutti di fruire di queste bellezze, perché poi erano su prenotazione, c'era un numero limitato, ovviamente non era possibile accedere a tutti, però effettivamente organizzarle non è cosa di poco conto. Non è cosa di poco conto, difatti è stato un lavoro notevole, hanno le nostre ville, non solo ville di soci ma anche altre ville, hanno aderito con grandissimo entusiasmo a questa iniziativa. Siamo riusciti a creare una rete di una 50ina di ville, che ci è sembrata una cosa veramente straordinaria in un momento in cui in fondo ciascuno tende a un certo individualismo. E quello che siamo riusciti a fare durante queste giornate e con questa rete di 50 ville è stata creare delle esperienze che ha consentito a ciascuna villa in fondo di scoprire la propria identità e di contribuire ciascuno nella diversità, perché una villa non è l'altra, la proposta fatta in una villa necessariamente non è la proposta fatta in un'altra villa, dunque nell'identità di villa ritrovarsi con delle proposte diversificate e che corrispondono comunque ad un'immagine unica di villa. Immagine unica di villa, qua stiamo vedendo delle foto di tante ville. Dottoressa, dal punto di vista anche tecnico, quante il Presidente ha detto una 50ina sono state le adesioni, sono un bel numero effettivamente, però quante sono le ville? Allora, le ville fra il Friuli e il Veneto sono circa 4.300, ok? Ovviamente non sono tantissime, è un patrimonio, uno dei patrimoni estesi più grandi d'Italia in realtà, vicini. Per la loro connotazione probabilmente sì, perché dopo da altre parti hanno dei palazzi storici, però la connotazione proprio di villa in senso stretto. Ma soprattutto vicini una con l'altra, che possono creare una rete, che possono creare degli itinerari, che possono consentire di visitarle, di usufruire, diciamo così, di questo patrimonio architettonico, artistico, culturale, ma anche agricolo. Come dicevamo prima, non dimentichiamo, tantissime ville hanno la propria cantina vicino, quindi hanno offerto anche in questa occasione tantissime esperienze, all'interno c'erano delle degustazioni, oppure anche una stessa, diciamo così, esperienza nel parco per poter assaporare la natura in questa, diciamo così, in questa stagione autunnale. Quindi effettivamente ogni villa ha una propria anima, legate insieme creano un'identità molto forte e che è un patrimonio turistico inestimabile. Ma normalmente, proprio per non addetti ai lavori, perché so che voi lo sapete, queste ville che stiamo vedendo adesso sono aperte al pubblico, sono accessibili, oppure no, perché ci devono essere delle occasioni particolari, perché vengono abitate e poi sono abitate, perché l'altra cosa che lascia increduli molti è il fatto che possano ancora essere abitate. In realtà è una risposta diversificata, nel senso che molte sono attive nell'ambito turistico, quindi le si può trovare aperte i sabati e le domeniche, si può prenotare una visita o fanno dei tipi di eventi. Altre invece hanno aperto solo per l'occasione, che sono magari quelle ancora che non sono all'interno di una rete turistica, ok? Ma che sono hanno proprietà assaporato privata. Cosa vuol dire? Hanno assaporato e non le nego che è stato molto interessante da alcune ville avere un loro feedback dicendo: ma sapete che grazie a questa occasione ci siamo resi conto di che patrimonio culturale abbiamo nelle mani e che forse questo deve essere proprio condiviso con le persone, perché ovviamente, come puoi immaginare, le ville che di solito sono chiuse al pubblico sono state quelle più, diciamo così, più che hanno creato più curiosità certo. nella prenotazione. Infatti una persona voleva andare a vedere quella chiusa. Certo, assolutamente. Però è pur vero che l'indotto di visite guidate, di degustazioni, di esperienze, ripeto, più nella normalità legate alla parte culturale, in alcune di queste ville che stiamo vedendo è possibile farle anche nei weekend, ecco, quindi. Mentre in altre che abbiamo appunto sperimentato hanno aperto per l'occasione. Molte di queste sono ancora, come dicevamo prima, case vive, perché hanno il proprio proprietario all'interno. Tantissime esperienze sono state uniche proprio perché il proprietario ha accompagnato, raccontando la storia
anche millenaria, perché se posso dire, Presidente, lei stessa, no, ha accompagnato, diciamo così, alcuni visitatori raccontando la storia del Castello di San Salvatore, che è una storia... Ed effettivamente il pubblico adora quando c'è il proprietario, perché effettivamente si capisce che c'è un'anima, no? Che queste dimore sono veramente case vive, che sono abitate da qualcuno che le ama, da qualcuno che crea delle attività e che comunque le cura, le segue e che vuole condividere un patrimonio, perché in realtà la cosa bella di queste 2 giornate è stata proprio il fatto di poter condividere i nostri beni tramite delle esperienze, ovvero sia dare accesso alle persone a dei luoghi o delle situazioni in cui non si sarebbero mai ritrovate senza questa opportunità unica. Ecco, ha detto prima una cosa la dottoressa che è interessante, che a volte i proprietari stessi non si rendono conto del patrimonio in cui vivono, perché ovvio, è normale, se vivi in una struttura di un certo tipo ci sei abituato, a volte come noi in Italia siamo abituati a essere circondati da beni di ogni tipo, lo diamo per scontato, a volte che noia, abbiamo bisogno dello stimolo di qualcuno che lo guarda con stupore per rendercene conto. Il vivere in un castello, per esempio, cosa significa, cosa implica, cosa c'è dietro le quinte e quanto è possibile viverlo in realtà, quindi è possibile abitarlo tutto, bisogna trovare delle strategie, la manutenzione stessa, è necessario starci dentro, quindi ci racconti un po' quello che ci sta dietro. Diciamo, il fatto di starci dentro consente di vedere, no? Di vedere, di avere un occhio sempre attento a quello che è necessario fare. Le manutenzioni, naturalmente, lei ha toccato uno dei punti dolenti, richiedono tantissima attenzione, vanno fatte in continuazione. Se non si vuole che un bene si degradi bisogna comunque seguirlo molto da vicino e naturalmente se pensiamo a tutti quelli che sono i costi generali per delle strutture, per dei beni che hanno delle dimensioni veramente molto più grandi rispetto ad una casa o a un appartamento, i costi si moltiplicano a dismisura. Dunque questo effettivamente è un problema, poi soprattutto adesso in questo periodo di caro bollette possiamo immaginare che cosa significa per delle ville, ad esempio, scaldare. Ce ne sono poche in realtà che poi vengono scaldate e di solito il proprietario abita in una piccola parte, che è la parte, diciamo, che è stata organizzata e strutturata in modo più funzionale a quella che è la nostra vita di tutti i giorni. Nei limiti dei vincoli? Nei limiti dei vincoli. Effettivamente questo è uno dei, diciamo, problemi che hanno i proprietari, perché da un lato si vorrebbero abitare queste ville, magari abitarle un po' di più, un po' più comodamente, d'altra parte però ci sono i vincoli che impediscono di poter costruire un bagnetto, di poter aggiungere il riscaldamento. Pensiamo a queste cose, difatti sono... Infatti una volta una proprietaria di una villa nel Vicentino mi aveva detto: io non posso toccare il mio bagno. E quindi voi pensate cosa vuol dire vivere in un bagno dove le sovrintendenze ti hanno detto quello tu non lo tocchi, o ci sono 2 gradini per collegare una casa e la persona anziana, la madre sostanzialmente, con la sedia a rotelle non poteva farli, che sono a volte le banalità. Dici, ma com'è possibile, stai in una struttura del genere, ma ci sono dei vincoli interni proprio che ti rendono intoccabile la struttura. Le maestranze, Presidente, e quindi coloro che si possono occupare di questa gestione devono essere altamente qualificate e specializzate, perché mettere una mano... Dipende da che cosa devono fare, ovvero se si tratta di mettere mano a un restauro ovviamente devono essere qualificati e spesso e volentieri ci sono delle imprese edili che sono quelle diciamo convenzionate con la sovrintendenza, per cui c'è un occhio particolare di riguardo a che i lavori vengano fatti nel modo giusto e comprensibilmente del resto. Se però pensiamo ad esempio a altre maestranze tipo i giardinieri, anche quelli occorrono. Non occorre che sia necessariamente il super qualificato, perché poi occorrono dei lavori più semplici da effettuare regolarmente, per cui se c'è un occhio, diciamo, al di sopra che vede e che monitora un po' la situazione, poi le pratiche, quelle più semplici, vengono naturalmente lasciate anche a delle persone che hanno meno specializzazione, diciamo. Per quanto riguarda invece proprio la questione del restauro,
lì occorrono delle maestranze che siano particolarmente formate e che dunque possano avere tutta la sensibilità necessaria. Comunque anche in qualsiasi tipo di lavoro venga fatto in una di queste nostre dimore, i lavori vengono seguiti dalla sovrintendenza, per cui si è seguiti passo a passo e dunque è abbastanza improbabile avere a che fare con delle maestranze che non siano all'altezza, oppure che i lavori non vengano fatti secondo i criteri stabiliti dalla sovrintendenza. Assolutamente, mi ricordo una villa che aveva tante statue bellissime e la proprietaria diceva: devo far adottare qualche imprenditore una statua, ciascuno adotta una statua in modo che me la può aiutarla, insomma, a ristrutturarla. Diciamo, quello è un sistema molto americano, no? Per gli americani hanno questo tipo di approccio e per loro il fatto è una specie di art bonus di cui si è molto parlato anche qui in Italia, che però vale, diciamo, qui in Italia solamente per i beni pubblici, per cui uno può devolvere questi importi per il restauro di beni appartenenti comunque allo Stato, e invece per quanto riguarda i beni privati questo non è possibile. Ecco, per gli americani possono invece investire in una statua, per l'appunto, in un ponte, in un bene comunque di prestigio e di grande interesse storico-artistico. Ecco, cos'è che le piace di più e che cosa non riuscirebbe a rinunciare dopo quanti anni che lei sta nella sua... dopo tanti anni. Io adesso sono una quindicina d'anni che mi occupo molto attivamente sia della mia azienda che del castello, e devo dire che più tempo si passa e più ci si innamora di questi beni. È straordinario perché si conoscono sempre meno e si apprezzano sempre di più tutti quei dettagli che una volta sembrava un insieme unico, diventano tutti preziosissimi. Io ad esempio sono in questo momento assolutamente, ma credo come chiunque altro, affascinata dal paesaggio. Il paesaggio che ci circonda è una cosa straordinaria. E in questo senso devo dire che il convegno che abbiamo tenuto durante queste 2 giornate, sabato scorso abbiamo tenuto un convegno nel quale abbiamo avuto vari ospiti, anche degli ospiti stranieri, e devo dire che ognuno di loro ha portato qualcosa, ma facendo, non voglio dilungarmi eccessivamente, ma facendo un pochino le varie tappe. Siamo partiti dal nostro discorso prettamente regionale, ovvero sia le giornate sono state organizzate con l'Istituto regionale per le Ville Venete e l'Associazione per le Ville Venete, per cui abbiamo dato una nostra visione di quello che può essere lo scenario futuro delle Ville Venete. Siamo passati poi ad una dimensione nazionale e lì abbiamo interloquito con il presidente dell'Associazione per le dimore storiche italiane, l'architetto Giacomo Di Tiene, e che ci ha dato una visione, diciamo, a livello più nazionale. Siamo passati poi a livello europeo e abbiamo avuto un interessantissimo passaggio di quello che è, di come si può trasformare una realtà dal micro, passare delle reti un pochino più grandi, ma dove fondamentalmente il business costituisce un motore importante. Naturalmente situazioni in cui c'è il rispetto totale di questi beni, una valorizzazione totale, per cui un approccio diverso e di tipo effettivamente più orientato al business. E poi siamo passati invece oltreoceano addirittura. E lì abbiamo scoperto delle cose che forse alcuni di voi sapranno già, però abbiamo scoperto che tantissime delle nostre ville in realtà fanno da modello ad altre ville, dunque sono state ampiamente copiate e copiate nuovamente. E una cosa che ci ha molto impressionato, abbiamo avuto il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, che ci spiegava come c'era un campus universitario che era stato costruito attorno alla rotonda. La rotonda dunque è un edificio che richiamava la nostra rotonda, la rotonda palladiana, patrimonio dell'umanità UNESCO. Dunque, perché questa rotonda fosse ancora più simile alla vera rotonda, hanno costruito addirittura un monticello per piazzare questa nuova rotonda americana sul monticello. Allora questo ci ha fatto capire l'importanza per gli americani
del paesaggio, ovvero sia sì. che occorre non solo la struttura architettonica, ma che occorre anche il paesaggio. E dunque da questo scambio di pareri in realtà è emerso che c'è un messaggio di ritorno proprio dall'America, ovvero sia tutelate il paesaggio, gli americani pensano al paesaggio, il paesaggio è fondamentale e tutti noi siamo sempre più consapevoli di quella che è l'importanza del paesaggio, perché una villa non è solo una villa, ma è proprio il paesaggio anche che fa l'ambiente dove è allocata. È il fulcro di un sistema, no? Sì. Adesso ti do la parola, attento a questo perché questo è un po' uno spunto interessante. Abbiamo la pubblicità, quindi interrompiamo un attimo e poi torniamo insieme con voi.